Scatta una nuova allerta rossa in meteo in Veneto, la fase più critica tra la mezzanotte e il mezzogiorno di domani, attesi fino a 130 mm di pioggia, dice l'assessore Bottaccini, istituita l'unità di crisi, i terreni sono già saturi. Osservata speciale la fascia pedemontana già pesantemente colpita, da Asola a Castelfranco tra cittadini e negozianti è corsa ai sacchi di sabbia, ci si prepara a nuove ore di apprensione. Da Casale a Silea il Sile anche monitorato speciale, il livello dell'acqua non è sceso come si sperava, allertati i cittadini, la sindaca Golisciani dice siamo pronti al peggio. Apprensione e rabbia tra residenti della zona di Borgo Padova a Castelfranco dopo un furto andato a segno nel fine settimana, il video del ladro finisce sui social. L'ultimo avvistamento di un lupo nella Marca porta a Maserata sul Piave in pianura, il passaggio del mammifero immortalato questa mattina dal cellulare di un residente. A Preganzano nel pomeriggio i funerali della 39enne dirigente di Forza Italia trovata morta in casa, mondo politico e amministratori commossi, in chiesa per l'addio la mamma dice eri la nostra perla e la nostra roccia. È la settimana del Giro d'Italia con un doppio appuntamento, giovedì la tappa che passa per la Marca per arrivare a Padova, sabato dall'Alpago al Monte Grappa fino a Bassano. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque in primo piano ancora il maltempo perché c'è una nuova allerta meteo, allerta rossa in alcune zone del Veneto, arancione, comunque c'è un'allerta massima nelle prossime ore anche perché non solo sono previste forti, abbondanti, fortissime precipitazioni, ma anche perché i terreni sono già saturi. In maniera molto semplice sarà allerta rossa ancora nelle prossime 24 ore, nel senso che già in serata avremo precipitazioni. Potrebbero non essere problematiche se non avessimo avuto ovviamente tanta acqua nelle giornate passate, quindi il terreno oggi non è in grado di ricevere e assorbire quell'acqua che altrimenti assorbirebbe. Sarà dunque lo stato di saturazione del suolo stavolta a fare la differenza nell'evoluzione di questa nuova allerta meteo, con l'ultimo bollettino del Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile che segna rosso nel bacino Alto Brenta Bacchiglione Alpone e in quello Basso Brenta Bacchiglione. Il resto del Veneto è prevalentemente arancione, piove sul bagnato e non è un modo di dire. La parte principale dell'ondata ce la dobbiamo aspettare tra la mezzanotte e mezzogiorno di domani, con precipitazioni estese, fenomeni temporaleschi e precipitazioni che come livelli massimi possono anche superare i 130 mm. La zona più colpita è quella della pedemontana. Questa è la fotografia scattata dall'assessore Bottaccin, che ha già istituito l'unità di crisi con le previsioni che sono in verità allarmanti per l'intera settimana. Domani sarà forse la giornata più brutta, le precipitazioni saranno abbastanza estese, persistenti e il pomeriggio anche a carattere di temporalesco, quindi estremamente instabile visto le temperature che sono cresciute. Poi dovremmo avere un miglioramento già in serata, mercoledì mattina ancora una pausa e poi di nuovo il pomeriggio ancora precipitazioni. Le carte parlano chiaro, dice il generale Iannicelli, che fa un primo bilancio di stagione. Una brutta primavera dal punto di vista meteorologico. Certo che con i cambiamenti climatici ora si è tutto accentuato, quindi peggioramenti intensi, precipitazioni abbiamo visto, temperature che passano da nettamente superiore alla media, come abbiamo avuto qualche settimana fa, a nettamente sotto la media. Questa è l'instabilità, questo è il nuovo tipo di tempo con cui dovremo fare i conti nei prossimi anni. Resta sull'emergenza di queste ore Bottaccin da evitare scantinati e zone interrate, non solo. Durante i fenomeni intensi, qualora non sia necessario, è bene non spostarsi da casa, ma soprattutto io dico sempre, quando i fiumi sono in piena, stare distanti dagli argini e distanti dai ponti. E allora l'avete sentito, osservata speciale soprattutto la fascia pedemontana già colpita pesantemente nei giorni scorsi, ricorderete Castelfranco e Asolo. Andiamo proprio ad Asolo con Lucio Zanato, dove c'è la corsa a riempire i sacchi di sabbia. Lucio. Sì, buonasera Nicola, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. L'immagine più chiara è questa, l'immagine che vi sta facendo vedere Tommaso Migotto, ovvero i cittadini, ma soprattutto le persone, oltre alla protezione civile, che da oggi pomeriggio, dalle 3 e mezza, stanno continuando a riempire i sacchi di sabbia. Abbiamo persone della protezione civile, personale del comune di Asolo, ma abbiamo anche tanti cittadini comuni. E allora
comincio con questa signorina. Da che ora è che è qui a fare sacchi? Io purtroppo da poco perché ho lavorato tutto il giorno, ma ci sono ragazzi che sono qua dalle 3. Sì, lo so che sono dalle 3, però l'importante è esserci e dare una mano. Sì, assolutamente sì, soprattutto perché abbiamo finito di spalare fango fino a ieri, pulire i garage. Vista la situazione ci si dà una mano l'un l'altro, ecco. Ecco, vedete i cittadini come si stanno muovendo e dimostrando quanto questa comunità sia coesa. Tanto è vero che il sindaco oggi non c'è perché è al pronto soccorso, ma c'è la moglie Cristina, la signora del sindaco. Buonasera. Buonasera. Perché essere qua oggi? Perché mi sono sentita in dovere di aiutare i cittadini in difficoltà e lo faccio volentieri. È vero che ha lasciato completamente tutti i mestieri a casa, compreso il letto da Certo, fare. ho finito di lavorare alle 2 e sono venuta giù diretta. Ecco, questo è lo spirito che c'è qui, però c'è molta tensione, vi garantisco, perché i sacchi di sabbia servono, sono già stati posizionati e c'è molta attenzione. Allora adesso i conti per i sacchi di sabbia li facciamo con il vice sindaco Franco Dalla Rosa. Vice sindaco, quanti sacchi di sabbia, quante famiglie avete raggiunto e quanti quintali, anzi tonnellate di sabbia avete portato? Abbiamo servito circa 250 famiglie, 2500 sacchi di sabbia, 700 quintali di sabbia totali. Ecco, ci spostiamo così teniamo i cittadini che stanno lavorando, perché è importante far vedere questo lavorio continuo, questa volontà. C'è molta attenzione, abbiamo visto 2 chilometri di coda, gente in coda. Voi questa sera avete detto a un certo punto chiudiamo perché altrimenti andiamo a notte fonda, domani mattina riaprirete nuovamente per i sacchi. Sì, domani mattina riapriamo verso le 10, gran parte della popolazione interessata però è già stata servita, c'è molta apprensione per quello che dovrebbe succedere nelle prossime ore, quindi la paura ha fatto correre un po' tutti, ecco, in questo senso. Però voi avete anche degli altri lavori in corso, abbiamo visto le immagini del Museo dei Sassi e ci sono già delle attività in corso per cercare di reggimentare il più possibile nella zona del Casonetto. Sì, da questa mattina ci sono diverse ruspe che lavorano nel greto del Casonetto, del Genio, e stanno facendo un grosso lavoro di risistemazione degli argini, però veramente è un lavoro impegnativo anche per i prossimi giorni. Altro lavoro impegnativo, la conta del materiale portato via, del materiale che è diventato rifiuto. Quanti bilici avete portato via, quanti container? Allora per adesso siamo in una ventina di container e ce ne sono ancora molti da portare via, che lo faremo già da domani mattina e nei prossimi giorni. Perché va detto che rispetto a Castelfranco, che è abbastanza circoscritta, qui veramente tutti i quartieri, tutte le frazioni sono state colpite anche pesantemente negli scantinati. Esattamente, è stato interessato tutto il territorio comunale, anche su località che storicamente non erano mai state colpite da questi fenomeni, ma è arrivata giù una montagna d'acqua in pochissimo tempo. Voi avete non solo gli allagamenti, avete anche le frane su? Abbiamo anche pericolo di frane in alcune zone collinari che li stiamo monitorando. È venuta su una commissione nazionale della protezione civile insieme con quella regionale e hanno visto un po' i danni e già da domani o dopodomani mandano su un geologo per verificare sul posto il problema. Da stanotte per domani è il momento più critico. Come siete organizzati? Danno informazioni ai cittadini? Allora siamo organizzati che adesso tutti gli scantinati sono stati liberati dall'acqua, abbiamo consegnato i sacchi per cercare di arginare e abbiamo fatto pressione alla popolazione perché la prima cosa importante è che le persone si mettano in salvo. E quindi tutti al primo piano quando dovessero vedere acqua arrivare? Io spero che non ci sia, ma in ogni caso tutti al primo piano. Nicola, a te la linea. Grazie davvero a Lucio Zanato, quindi avete sentito, queste sono gli appelli, le precauzioni del vice sindaco di Asolo e poi Castelfranco, dove appunto anche qui si attende la nottata e con la gente che dice non ci eravamo ancora ripresi da quanto era successo. Gli uomini che verranno oggi andranno a prendere alla protezione civile altri sacchi, ci organizziamo, cerchiamo di far entrare gli ospiti da qua dietro, se ci lasceranno passare, e dobbiamo arginare davanti. Nemmeno il tempo di terminare la conta dei danni è ancora in corso ed ecco che una nuova ondata di maltempo torna a spaventare l'area di Castelfranco, già provata dalle recenti precipitazioni. All'hotel Almoretto, che comunque è aperto al pubblico, si continua a lavorare senza sosta per ripristinare la zona degli scantinati, tante le manifestazioni di solidarietà arrivate in queste ore soprattutto tra i più giovani. I ragazzi del rugby di Castelfranco, perché ero disperata e quindi ho chiamato
pochi conoscevo, 4 ragazzi meravigliosi. Ecco, quindi avevo dei dubbi sui giovani di oggi, ma ci sono i ragazzi bravi, meravigliosi, ci sono, soltanto che nessuno ne parla e questo mi fa molto male. Capire quanto è andato perso a livello economico è ancora complicato. Adesso si fa fatica a capire perché poi c'è tutto l'arredo, i libri, quello che siamo riusciti a recuperare, poi quantificare i bancali così di merce che è mista tra fango è quasi impossibile, poi c'è impianto elettrico, infrastrutture informatiche, si fa fatica così, però diciamo che spanometricamente dai 100 ai 200 ci siamo tutti. L'acqua in alcuni casi entrava dai muri, come per la vicina parrucchieria di via Fabio Filzi. Tutto ciò che era in magazzino è da buttare: capelli, estensioni, parrucche e prodotti. Se io devo pensare al magazzino, stiamo parlando all'ordine di 10.000 euro di prodotti, tra tutto un insieme. Si vede nelle bolle del muro, praticamente tutta l'acqua filtrava, ieri queste erano gonfie e man mano cedono acqua. Adesso noi con l'idropulitrice, man mano che laviamo il muro, ma a un'altezza di 1,5 metri, butta fuori acqua marrone. Perché qua è proprio tutto quanto entrato per il terreno impregnato. Gli stessi vigili del fuoco dicevano: noi tiriamo fuori ma torna dentro dai muri. Dicevamo la pedemontana, ma poi c'è anche il Sile che fa paura, perché il Sile non ha avuto il tempo di scendere come avrebbe dovuto. Questo è un po' un campo che consente all'acqua del Sile di poter appunto espandersi. Il problema è che ora è totalmente bagnato, quindi non riuscirà ad assorbire il quantitativo d'acqua che si prevede che dovrebbe venire giù nei prossimi giorni. Quindi siamo ragionevolmente preoccupati, però siamo pronti e ci prepariamo al peggio. I terreni zuppi di acqua e le previsioni meteo che hanno fatto scattare l'allarme lanciato dalla regione di allerta rossa per le prossime ore preoccupano e non poco il comune di Casale sul Sile, già colpito dall'alluvione della scorsa settimana. Il livello del fiume che non decide a scendere. Non è andato giù ai livelli soliti, è ancora alto, è intorno ai 90, quindi sì, è alto per il suo solito, quindi sappiamo che sicuramente anche questa zona, se dovesse venire un quantitativo d'acqua come quello di giovedì scorso, questa zona andrà sotto. Tutte le squadre sono già attive sul territorio, la polizia locale che comunque sta girando per verificare le zone che sono tipicamente colpite da questo tipo di eventi. COC riaperto già in serata. Il comune vuole agire in prevenzione per limitare al massimo i possibili danni che le piogge previste potrebbero provocare. Ordinati e già organizzati diversi bancali di sacchi di sabbia in vista del loro smistamento ai cittadini che abitano nelle zone più soggette ad allagamenti. Partiamo in prevenzione, quindi faremo un ulteriore giro in serata prima che comincino le piogge per organizzare i residenti e quindi aiutarli e fargli capire anche come posizionare i sacchi. Giro di ricognizione in mattinata anche della sindaca, situazione sotto controllo ma in costante allerta. In via Torcella rimarrà posizionata l'idrovora delle acque risorgive nel caso cominciasse nuovamente ad allagarsi. Consigliato ai residenti di via San Nicolò al Porticciolo di mantenere installate le paratie. In via Saccon, dove Claudio Pinna, memoria storica del paese, accompagnava i vicini di casa rimasti isolati con la barca verso la strada principale, si continua a monitorare l'andamento delle acque. C'era un detto, i vecchi dicevano che dopo una brentana doveva venire la pioggia per lavare il fango. Con sto clima qua non si capisce più nulla. Sacchi già smistati in via Torre lungo la strada che dà accesso alla Greenway e che guarda il comune di Silea. Siamo preoccupati più che altro per la possibilità del fiume Sile di ricevere, perché comunque il suo livello resta alto e quindi i fiumi che ci hanno dato i problemi affluenti del Sile come il Melma, il Nerbon e la Pentia rischiano di non poter scaricare. Monitoriamo e invitiamo la cittadinanza a essere molto prudente. La prudenza dunque è l'appello che vi facciamo anche noi, ovviamente a voi che ci state seguendo. Lasciamo il maltempo, non c'è solo il maltempo a creare apprensione, c'è una piaga praticamente eterna come quella dei furti in casa. Torniamo a Castelfranco, un video che è diventato virale sui social. Residenti in allerta a Castelfranco Veneto, nella zona di via Malvolta, dopo la segnalazione di un furto avvenuto all'interno di un'abitazione nell'ultimo weekend, con un cittadino che ha postato su Facebook il video dell'incursione. Dalle immagini di pochi secondi si vede una persona incappucciata che rovista tra le stanze approfittando dell'assenza del proprietario. Sono entrati dalla persiana
forzandola, tenendola su con un bastone e sfondandola alla finestra. E sono entrata in casa, mi hanno rubato gli orologi, era l'unica cosa di valore che avevo, perché di soldi non ne avevo a casa tranne pochi spicci in moneta e gli orologi che mi avevano regalato nel tempo alcuni amici e alcuni miei personali. Io cambierò zona, anche se in realtà via Malvolta, il Borgo Padova, soprattutto vicino ai campi da rugby dove c'è il centro sportivo, è sempre stata una bellissima zona. Ora passare dalla Padella alla Brace così velocemente in un arco di un anno o due, insomma sì, io mi ritrasferirò da un'altra parte. Sembra che non sia stata l'unica visita della nottata tra sabato e domenica. La notizia ha fatto presto il giro dei residenti. Adesso hanno rubato un po' più avanti. Io ho gli allarmi qua, però la gente ha anche un po' paura. Per esempio questa qui è disabitata. 2 anni fa hanno provato qui dietro a rubare. Hanno provato a entrare da me, ma quei cani sono andati via perché hanno piegato la rete, se ne sono andati. Però questa zona non è che passa spesso e volentieri forse l'ordine. Ogni qualche volta, ma rare. C'è sempre traffico anche di notte, gente che rimane ferma qui seduta, quando esco a vedere partono, vanno via, non si sa cosa fanno, girano. È un po' morto, un po' una zona morta questa qua. Non si sta male, però un qualcosina in più ci vorrebbe. Un altro video che ritrae invece, immortale invece, un lupo, però non nelle consuete zone che siamo abituati a vedere, cioè in montagna o in collina, ma in pianura a Maserata sul Piave. Vagava per le strade a Maserata sul Piave, un po' smarrito data la location inconsueta. Un lupo dalle medie dimensioni è stato avvistato nelle prime ore di questa mattina attorno alle 7:30 in zona pianeggiante e il suo passaggio prontamente è stato immortalato dal telefonino di un residente che ne ha poi postato il contenuto sui social network. Era in vicolo Piave, in zona Salettuol. Sulle sue tracce anche la forestale che ne ha seguito le impronte. Non capita spesso di imbattersi in uno splendido esemplare come questo, molto spaesato, dato che ha volto lo sguardo a destra e a manca più volte, alla ricerca probabilmente della via maestra che lo avrebbe riportato verso la montagna. Di recente, all'incirca un mese fa, una coppia di lupi era stata immortalata a Valmareno di Follina, ai piedi della montagna, ai confini con il Bellunese. A beccarli erano state le fototrappole di Roberto Sepulcri. Non è escluso in questo caso che il mammifero possa essersi spostato seguendo il corso del fiume Sacro alla Patria alla ricerca di cibo e per lui il ritorno al proprio habitat naturale si è fatto più difficile che mai. Un grave incidente ieri sera, nella tarda serata di ieri a Portoguaro, nel quale 7 persone sono rimaste ferite, 3 in maniera grave, coinvolte 3 vetture, una BMW, un Opel Corsa e un Audi. Tutte e 3 sono finite fuori strada, una contro un albero, l'altra in un campo e nel fossato, come vediamo nelle immagini. A bordo un 60enne del posto, dei ragazzi di Concordia Sagittaria e Colle Umberto nel Trevigiano, che tornavano a casa dopo una giornata al mare. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare non poco per estrarre i 7 feriti che erano rimasti incastrati nelle auto. I 3 feriti più gravi, un uomo residente nel Pordenonese, un 22enne di Carlo e un ragazzo di 20 anni, sono stati trasferiti a Mestre all'ospedale dell'Angelo. Sulla dinamica dell'incidente, forse causato da un sorpasso azzardato, indagano i carabinieri. Adesso pochissimi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta con il telegiornale di Treviso. Ripartiamo dalla cronaca della Guardia di Finanza di Treviso, che ha dato esecuzione alla confisca di beni in via definitiva per un valore di oltre 1 milione di euro nell'ambito di un'inchiesta della Procura distrettuale antimafia di Venezia. Riguarda un soggetto ritenuto socialmente pericoloso nei perimetri del cosiddetto codice antimafia e che gravitava evidentemente nella Marca, su cui gravano numerosi precedenti e condanne penali per i reati di minacce, lesioni, falso, truffe, ricettazione e rapina, peraltro senza aver mai dimostrato, nonostante i beni, di aver mai svolto un'attività economica o percepito un reddito. I beni sequestrati sono una villa di circa 300 metri quadri abusiva del valore di 450.000 euro, disponibilità finanziarie per quasi 700.000 euro tra conti correnti, polizze assicurative e titoli. Infine 2 kg
di gioielli per un valore di 40.000 euro, tutto sequestrato come richiesto dalla Procura distrettuale antimafia. I tentacoli della criminalità organizzata che restano profondi anche nella Marca trevigiana. Un'altra operazione della Guardia di Finanza di Treviso riguarda invece un prestito consistente che nascondeva una truffa. Abbiamo denunciato 3 professionisti, in particolare un advisor trevigiano, un consulente bergamasco, un avvocato romano. Il reato loro contestato è la truffa aggravata. Avevano promesso l'ottenimento di un prestito obbligazionario di 4 milioni di euro a fronte di un pagamento di 140.000 per una consulenza. 3 i denunciati dalla Guardia di Finanza di Treviso per aver raggirato 2 imprenditori altoatesini, proprietari di un hotel in provincia di Bolzano in difficoltà finanziarie. Nel corso delle indagini è emerso che non è stato ottenuto alcun prestito e che i soldi dell'istruttoria pagati dagli imprenditori altoatesini di fatto erano finiti nella disponibilità delle 3 persone sottoposte a indagini. Indagini scattate dopo la querela presentata da 2 imprenditori bolzanini, i quali, al fine di risolvere le problematiche finanziarie della loro società, sono stati indotti dai 3 denunciati a reperire un finanziamento alternativo. Era stata infatti proposta loro l'emissione di un'obbligazione da 4 milioni di euro da collocare sul mercato privato statunitense, con pagamento annuale dei soli interessi e il rimborso del capitale solo al momento della scadenza dell'obbligazione. Prestito obbligazionario che di fatto non è mai stato emesso. La Procura della Repubblica di Bolzano, dopo la restituzione quasi integrale delle somme da parte dei 3 avvocati, ha ritenuto procedere alla loro archiviazione per condotta riparatoria. E poi i controlli dei carabinieri nel weekend, in particolare i controlli antidroga. 2 giovani del Padovano, un 28enne e un 25enne, il primo con obbligo di firma e il secondo con divieto di dimora in Padova, sono stati fermati venerdì notte a Castelfranco mentre in auto cedevano dello stupefacente a un paio di clienti. I 2 pusher sono stati trovati in possesso complessivamente di una quarantina di grammi di cocaina già suddivisa in più di 70 dosi, pronte per la vendita, circa 8.000 euro in contanti e di materiale per la pesatura e il confezionamento della droga. Dagli approfondimenti svolti dai militari dell'Arma pare che il duo fosse particolarmente attivo nello spaccio di cocaina a cavallo tra le province di Padova e di Treviso. A Preganziola adesso nel pomeriggio i funerali di Lisa Labrozzi, la dirigente di Forza Italia morta improvvisamente a 39 anni. Grande il cordoglio dei compagni di partito, toccante il saluto della mamma Anna Maria. La vista delle stelle ci farà sognare. Da oggi in cielo ci sarà una brillante luce in più a illuminarci. Grazie di tutto, Lisa. Dolce Lisa. Me lo dicevi sempre, grazie, tante volte. Prima eri sempre al mio fianco, ora sei tornata dentro di me, la tua mamma. I tuoi fratelli delle gemme, tu la nostra perla. Mamma Anna Maria saluta con queste parole la sua Lisa, ricordandone forza, luce, bellezza, il dolore profondo e composto dei familiari, l'incredulità di amici e colleghi, l'abbraccio dei compagni di Forza Italia. La chiesa di Preganziola è colma di commozione per l'addio a Lisa Labrozzi, componente del coordinamento provinciale azzurro, scomparsa a 39 anni. Sei stata un tornado di positività che ci ha travolti tutti e ci ha dato un esempio di forza non quantificabile. Ora, aiuta me, papà, a vivere di te e per te, a diventare noi con l'anima, la chiave di volta, la roccia che eri tu per noi e per i tuoi fratelli. Una figlia, una sorella, una cara amica, una preziosa e capace collaboratrice, lascia un terribile vuoto. Nel Signore noi confidiamo, perché per le vie che Lui conosce aiuti voi e tutti noi a trovare la speranza anche dentro la sofferenza. Nell'epigrafe le parole di Mark Twain: dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella. La morte di Lisa è un monito, dice una cugina. Un invito a comunicare di più l'amore e i sentimenti con gli altri. Una chiamata all'azione per tutti. Chiamiamo più spesso le persone che amiamo. A
avvolgiamole di affetto, amore, di parole buone e positive, come facevi tu. Cara Lisa, anche se non sei più fisicamente tra noi, il tuo spirito vivrà per sempre nei nostri cuori e nelle nostre azioni. Ti ringraziamo per aver illuminato le nostre vite con la tua presenza e ti promettiamo che continueremo a portare avanti il tuo ricordo con amore e gratitudine. Addio cara amica. Lasciamo questa drammatica vicenda e cambiamo decisamente argomento per parlare del Giro d'Italia. È la settimana del Giro d'Italia con ben 2 passaggi nella Marca Trevigiana. Eccoli qua. Una settimana in rosa. Sono 2 le tappe del Giro d'Italia che da qui a sabato interesseranno in maniera importante Bellunese, Trevigiano e Pedemontana del Grappa. Giovedì la Carovana Rosa 2024 vivrà il suo 18° capitolo percorrendo i 178 km da Fiera di Primiero a Padova, passando per Feltre, Valdobbiadene, scendendo per Susegana, Spresiano, Villorba, lambendo Treviso e dirigendosi poi verso la Riviera del Brenta. Arrivo, come detto, a Padova. Per gestire sul fronte di viabilità e ordine pubblico l'evento, proprio in queste ore riunione operativa in questura, così da definire gli ultimi dettagli. Ogni territorio si preparerà per accogliere il Giro e cercare di contenere i disagi dovuti a limitazioni e divieti. Nel capoluogo chiusura anticipata delle scuole. Dopo la parentesi di venerdì tra Mortegliano e Sappada, sabato la vigilia della grande festa romana di chiusura della Kermesse. Grande protagonista la Pedemontana, dall'Alpago a Bassano del Grappa, 184 km in su e in giù sulle colline del patrimonio dell'umanità, fino a Possagno e al Monte Grappa a 1675 metri di altitudine, riconosciuto dall'UNESCO come riserva della biosfera. Tappa regina perché sarà sicuramente quella più bella, dove ci sarà più pubblico, la più attesa, perché chi avrà la maglia rosa la sera del Monte Grappa sarà sicuramente il vincitore del Giro. Avere il Giro d'Italia nel nostro territorio vuol dire anche rappresentare quello che sono le imprese dello sport system che hanno da sempre cardine in queste valli. Edizione 107, anche un fumetto per invitare gli spettatori a non lasciare in giro rifiuti. Vai in montagna, goditi la bella giornata di sole e di sport, portati pure la tua birra e il tuo panino da casa, ma poi quando torni a casa rimettili o nel tuo zaino oppure utilizza i cestini che verranno predisposti, installati dai 2 consorzi di raccolta. Arrivo sabato a Bassano del Grappa, dunque la città abbraccerà i ciclisti chiudendo le scuole, la biblioteca e sospendendo il suo tradizionale mercato settimanale. Oggi si celebra la giornata mondiale delle api, purtroppo insetti impollinatori fondamentali per la nostra esistenza e che sono sempre più a rischio. Certo che stiamo vivendo un bruttissimo periodo, mancano le fioriture, manca la materia prima per la sopravvivenza delle api. La sopravvivenza delle api è sempre più a rischio, da un lato le monocolture e l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi in agricoltura, dall'altro i mutamenti climatici stanno facendo morire questi preziosissimi insetti impollinatori. Le avversità meteorologiche nel periodo della fioritura, come quelle di questi giorni, mettono in seria difficoltà gli apicoltori. Le api sono fondamentali per la conservazione della biodiversità e dal loro lavoro dipende la sopravvivenza della maggior parte delle piante selvatiche e i 3/4 delle colture. Abbiamo chiesto all'Unione Europea di intervenire autorizzando la cosiddetta nutrizione di soccorso, quindi se le api non trovano i fiori, muoiono di fame, l'apicoltore deve avere il diritto finanziato dall'Unione Europea di salvare il proprio patrimonio apistico con questi fondi. Poi però serve anche una pianificazione del territorio, le amministrazioni devono diffondere le fioriture di interesse nettarifero, pollinifero, quindi le cose di cui le api hanno bisogno per sopravvivere, produrre e vivere nel totale assoluto benessere. E proprio in occasione della giornata mondiale delle api, a Ormelle premiate alcune scuole. È un orto, ma non è un orto dove ci sono, per esempio, degli ortaggi che noi possiamo mangiare. È un orto dove ci sono dei fiori che attirano gli insetti impollinatori. L'hanno chiamato il Giardino delle Meraviglie, questo spazio attorno alla scuola media di Ormelle. Meraviglie come sanno essere queste piante per le api, motivo per il quale Savno ha deciso di premiare questa scuola nell'ambito del concorso che si ripete ogni anno nella giornata mondiale dedicata a questi insetti fondamentali per tutti noi. Perché Savno appoggia questa iniziativa?
Savno appoggia queste iniziative perché l'obiettivo di Sanno non è solo quello di gestire la raccolta dei rifiuti, ma soprattutto di prendersi cura dell'ambiente, e questa è un'iniziativa a tutela dell'ambiente, sensibilizzando i ragazzi con questo meraviglioso lavoro che hanno fatto in memoria anche di oggi, che è la giornata dell'ape. Ma questa non è stata l'unica scuola premiata. Nella categoria infanzia, prima classificata è stata quella del Sacro Cuore di Valdobbiadene, mentre per la primaria il primo posto è andato all'elementare di Sarmede. Tutte aiuole a misura d'ape, con progetti funzionali ma anche belli da vedere, in una vera e propria lezione pratica per questi ragazzi. Perché i ragazzi hanno bisogno di attivare tanta sensibilità e tanta armonia dentro di loro, ed è solo facendo esperienza con i materiali, con la natura, che possono rinascere veramente e educarsi all'ambiente e alla cura dell'ambiente stesso. Diciamo che è un po' un antidoto ai tablet. Certo, questo sarebbe lo scopo principale, allontanarli da quella che è la tecnologia digitale e avvicinarli al fantastico mondo della natura, nella quale c'è sempre da apprendere. Un giardino delle meraviglie che è anche un percorso sensoriale da percorrere a piedi nudi. Abbiamo fatto questo percorso sensoriale per far provare delle emozioni alle persone che lo usano e per creare questa armonia con l'ambiente. Allora il concorso Toti dal Monte, decretati 6 vincitori, si esibiranno nei teatri di Treviso, Padova e Rovigo nel Flauto Magico di Mozart. Tamino, Pamina, Papagena, prima, seconda e terza dama, la 51esima edizione del concorso internazionale per cantanti lirici Toti dal Monte assegna ai suoi vincitori 6 dei 10 ruoli per la messa in scena in autunno del Flauto Magico di Mozart al Teatro Mario del Monaco, al Verdi di Padova e al Sociale di Rovigo. Corea del Sud, Spagna, Ucraina, i paesi di provenienza dei vincitori, ma anche l'Italia, con il soprano Vittoria Brugnolo, il mezzo soprano Eleonora Filipponi e la giovane bassanese Anna Francesca Battaglia. È un'emozione veramente, ancora adesso non faccio fatica a parlare, quindi veramente sono felicissima. Sicuramente mi preparerò al meglio perché cercherò sempre di dare il massimo e sicuramente divertendomi come Papagena mi ha insegnato a fare, quindi assolutamente. Io ringrazio tutta la giuria, questa meravigliosa opportunità che ho avuto, che mi porterò nel cuore per tutta la vita, veramente. Sono veramente contenta e ringrazio tutta la giuria, tutta l'organizzazione anche. L'acustica qua, uno non si deve preoccupare, proprio canta e va, il maestro e l'orchestra eccezionali. Credo che veramente il Toti dal Monte sia parte costitutiva della città e del teatro. Non sono stati assegnati i ruoli di Papageno, Sarastro, Monostatos e la Regina della Notte. Che i ruoli nel Flauto Magico sono talmente speciali che anche qualche volta un cantante che non è molto bravo è particolarmente bene in uno dei ruoli del Flauto Magico. Sono stati invece conferiti 3 premi speciali offerti dai comuni di Mogliano Veneto, Pieve di Soligo e Montebelluna. Con questi eventi si migliora la cultura di una città e contiamo molto che il pubblico risponda anche per la prossima campagna abbonamenti. Presenteremo la stagione prima dell'estate, quindi presumo che sarà una stagione ancora più ricca nella presenza e nel grande pubblico trevigiano e non solo. Adesso andiamo a Belluno. Partiamo dal Nevegale. Il futuro del Nevegale non può essere trattato come una questione fra privati. Valore Comune e Belluno di Più chiedono chiarezza e certezze al sindaco e all'assessore competente con un ordine del giorno specifico. Sul tema Nevegale impossibile non stare tutti dalla stessa parte e mai come in questo difficile momento è importante declinare il concetto nei fatti più che a parole, perché il futuro della stazione sciistica che nel 1985 ospitò le gare di sci della 12ª Universiade invernale scricchiola vistosamente. La cessione delle quote della Nevegal 2021 al Consorzio Tolomeo non è una questione di lana caprina. Dall'esito di questo accordo, che deve essere sottoscritto tassativamente entro la fine del mese, dipende lo sviluppo del colle. Il presidente onorario di Nevegal 2021, Massimo Slaviero, riferisce che l'intesa è stata trovata e che i dettagli sono nelle mani del commercialista della società.
Frattanto scalpita l'opposizione in Consiglio Comunale. Belluno, Di Più e Valore Comune hanno depositato un ordine del giorno per stimolare un dibattito sul Nevegal. Il nostro intento è proprio questo, quello di creare una discussione senza fare polemica, ma per cercare di capire questa amministrazione comunale dove vuole andare. Pare che ci sia una situazione di grande stallo, perlomeno da quello che noi come opposizione conosciamo, perché non veniamo informati appunto da almeno un paio di mesi su quello che è lo stato dell'arte. La contabilità delle commissioni ad oggetto Nevegal è pari a zero, salvo un'unica riunione dei capigruppo lo scorso mese di marzo per comunicare la revoca della gara per la concessione degli impianti. Stamattina i consiglieri di Belluno, Di Più e Valore Comune hanno manifestato reale preoccupazione anche per chi vive il Nevegal tutti i giorni. Il grande assente è il comune, perché la gestione del Nevegal non può essere una cosa fra privati, ha detto Giuseppe Vignato. A uno sviluppo organico per il Colle pensa Anna Candeago, mentre il collega Riccardo Samaria ha rimarcato la necessità di una regia lungimirante dell'amministrazione comunale. Si è interrotta prematuramente la stagione invernale, non sappiamo nulla di quella estiva. Mi sembra che stiano lì in attesa di vedere che qualche privato risolva il problema, però loro sono l'amministrazione e loro devono trovare le soluzioni. Se per caso il Colle dovesse chiudere, non riaprirà mai più. State pensando ad una mozione di sfiducia? Beh, vediamo come va questo ordine del giorno e in base a questo potremo anche decidere di fare una mozione di sfiducia. Parla Bellunese, l'esempio di eccellenza nella gestione dei rifiuti nelle aree protette italiane. Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi infatti è il primo parco d'Italia nella classifica speciale Parchi Rifiuti Free di Legambiente. Il report è stato diffuso oggi e il riconoscimento premia l'impegno costante dell'ente e dei comuni del suo territorio nella tutela dell'ambiente e nella promozione di una gestione virtuosa dei rifiuti. Tutti i comuni del parco hanno superato abbondantemente l'obiettivo del 65% previsto dalla legge, con punte di eccellenza che supera il 90% come Sospirolo, che raggiunge il 94,4% di raccolta differenziata ed è il più virtuoso. Ottime prestazioni anche per San Gregorio nelle Alpi e Sedico, rispettivamente con il 92,8% e il 98,7% di differenziata. E adesso il secondo Belluno Pride che sta arrivando, è l'appuntamento del 13 luglio, ma ci sono numerose tappe di avvicinamento. È un'iniziativa che è nata in Danimarca intorno agli anni 90 e è un'occasione per poter scambiare opinioni o comunque per abbattere i pregiudizi. Faccia a faccia, senza pregiudizi, 8 libri viventi per raccontare storie di vita, promuovere il dialogo, ridurre i preconcetti e favorire la comprensione reciproca. Sabato in Piazza dei Martiri l'evento promosso dal Comitato Ciao di Belluno ha rappresentato un momento importante anche in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. È indubbio che ci sia molto da lavorare in Italia. Adesso siamo scesi al 36esimo posto come tutela dei diritti LGBT, quindi diciamo che c'è anche abbastanza da preoccuparsi. Siamo addirittura al di sotto dell'Ungheria. Io come italiana, come cittadina italiana e bellunese ho voglia di scendere in piazza e gridare ad alta voce che bisogna cercare di andare avanti. L'iniziativa della Biblioteca Vivente è stata una delle tappe di avvicinamento al secondo Pride di Belluno, in calendario il prossimo 13 luglio, un evento che è un'opportunità per tutti coloro che credono nell'uguaglianza di diritti e nell'accettazione di ogni individuo. Già pronto il manifesto che è stato distribuito sabato: autodeterminazione, abilismo e ambiente, i punti principali del documento. Per il Pride ci saranno molte sorprese, avremo un ospite molto particolare che non staremo adesso a spoilerare, ma lo scoprirete a breve. E sarà una giornata ricca di tante cose, soprattutto vogliamo portare in piazza quello che vorremmo per il futuro del nostro paese. Adesso parliamo di Spazio Ex di Belluno con una gestione più agevole grazie al progetto Commons. Un piccolo grande bando che abbiamo voluto dedicare a Nevio Meneguz, che ci ha dato veramente una mano vera e operativa nello sviluppo di questo bando. Una dedica speciale a Nevio Meneguz, storico direttore del CSV, che al mondo del volontariato ha dedicato il suo impegno e la sua professionalità. A lui stamattina il coordinatore dell'Assemblea di gestione dello Spazio Ex ha dedicato la conclusione del progetto Commons per la manutenzione condivisa degli spazi comuni all'ex caserma Piave. Abbiamo voluto da una parte costruire un parco macchine condiviso
spazio che ci aiutasse le associazioni nella costruzione della manutenzione dello spazio. Dall'altra abbiamo costruito un progetto di formazione con 3 soggetti svantaggiati segnalati dal servizio sociale. Delle 3 persone formate e certificate, 2 stanno già lavorando ed è una grande soddisfazione che le associazioni residenti a Spazio Ex hanno condiviso con i partner, tra loro il Centro Formazione di Sedico, che hanno accolto con interesse le tematiche della manutenzione e della sicurezza. 12.000 euro la somma a disposizione, la metà è servita per acquistare un motocoltivatore tagliaerba, un decespugliatore, 2 motoseghe e una spazzola per pulire, per rimuovere la neve fino a 10 centimetri. La parte restante si è tradotta in reddito per le persone svantaggiate che si sono adoperate per la manutenzione. Le associazioni hanno poi aumentato la quota di cofinanziamento per acquistare e rendere operativo un defibrillatore. L'altra ricaduta indiretta di questo bando è stata che ci ha aiutato nella costruzione di quello che poi è diventato il vero modello gestionale, è stata una delle basi su cui abbiamo costruito il regolamento che oggi è in approvazione in giunta di tutta l'area. Lascio come sempre alla programmazione, alla pubblicità e poi al meteo. Arrivederci.